con rispetto per tutti, ma adesso vediamo il mio camper preferito, perché beh, di sera, casomai vabbè, facciamo un video anche stasera, devi vederlo, è spettacolare. Gli ha messo delle luci, ma messi in un modo che quando è arrivato tutti abbiamo detto cazzo, è un tir, un morello, porca miseria. E invece no, c'era lui. Abbiamo quindi Bruno da Montebelluna con il suo Ford Transit Clipper 2.5 del, cos'è che avevi detto? 89. 89, cioè lo vedi dal vivo, adesso non so in video cosa rende, però è vero che l'ha appena rivernizzato e tutto, no? Ma un po' così in lontananza, tra che un Ford che distrae, perché noi magari abituati a identificare le tappe con i Ducato, sembrava una roba tipo del 2006-2010, hai capito? È figone, cose particolari che si può vedere che magari non tutti hanno. Vedi, lui gli ha fatto un rinforzo nel tetto, oppure l'ha preso già con rinforzo. No, c'era già il rinforzo. C'era già, guarda, vedi. Paolotto la roba no, ma il rinforzo. Quindi tetto più che calpestabile, si può mettere lì con una sedia sopra a prendersi il sole. In più anche il portapacchi, adesso probabilmente dovrei andare anche un po' più indietro per fartelo vedere, il classico portapacchi da auto, hai capito? Cosa simpatica che almeno io ho notato subito, dentro lo scalino, vedi, per non sprecare spazio c'è un portascarpe. Non lo so se l'ha fatto lui, vecchio proprietario, eccetera, però secondo me non è di serie, cioè è una bella cosa, eh? PC ovunque nelle porte, cioè PC livello pro, eh? Permesso. Ah? Ah, me cavo le scarpe! No, capito, cavo le scarpe! Ah, via! Non sapevo! Camper scalzo. Cane porco! Tec! Vieni su anche te! Cavo le scarpe, mi raccomando per entrare! Che grande! Sto registrando? Ah sì, sto registrando. Guarda che carino! Allora, vediamo la disposizione. Lui ha un mansardato e si è fatto anche il sistema ventole artigianale numero 1, guarda. Fatto in casa. O l'hai preso? L'hai fatto No, ho te? fatto mio in casa. Eccezionale. Le ventole sono ad occhio 16x16 l'una, no? Sì. Eccezionale. Tutte e due che buttano fuori, giusto? Sì. Dentro. Ah, dentro. Queste dentro. Queste buttano, sì, ti arriva un po' di acqua e aria nella Aria pancia, fresca. insomma. Si è messo le cassette nel letto, quindi vedi, io sapevo già che lui era pieno di strafanti, che era pieno di modifiche, già lo vedevi da com'era fuori, infatti. Per il lettore DVD che ce l'ha. Ah, Con per il televisione. lettore DVD che è lì e la TV, guarda dietro, guarda che figata, guarda, tac. È simpatico, un'altra dinetta in coda, perché lui giustamente ha anche dei bambini, il bagno in coda, la stufa, la truma, no, non è come la mia. Ah, se la sua originale, se a 2000. Comunque la stufa a gas, il suo bello armadietto, bello grande anche. Un po' diviso. Sono che mica l'armadietto, sfiga. Guarda che adesso è dormirò, guarda. Porca miseria. Non so. Tu le hai Tutto visto le originale. ventoline? Sì, qua. Che le fai andare sia in un verso che nell'altro? No, le tiro tutte dentro. Ah, tutte dentro. Bello. Bello, Perché tirando fuori non guarda fa come ha niente, fatto il tirando dentro tetto, funziona. guarda che figata il tetto. Anche le pareti della camera da letto, probabilmente le hai viste prima quando mi muovevo. Bello. Molto, sì, molto bello, molto. Guarda, gli ha fatto anche adesso andiamo a vedere la parte davanti, guarda cosa non gli ha combinato. E quanto è lungo questo? Questo qua, le 5,20 metri. 5,20? Ti sei scherzare? No. Cazzo, è per più grande del mio. Come 5,20? 6,20. Ah, 6,20! 6,20, da muso al culo, 6,20. Ok. Ho detto, cazzo, guarda che è più grande del mio. 6,20, beh, 6,20. altezza siamo sui 2,80, ho visto, no? Sì. E adesso ti porto a vedere la parte davanti, cosa che ho combinato, messa planza, guarda che figonata, i porta occhiali sopra e io l'ho visto, ho detto, sto qua è pieno di strafanti, di pizzi, di robe, il sedile, che strano sto sedile, Quello si gira. che forte il E da sedile davanti girevole, che si può girarlo. figonata, il sedile girevole è una bella Sì. cosa. Quando hai anche amici ogni tanto chiacchieravamo nei camper che avevano sedile girevole, è una bella cosa, un po' di gente si siede in letto, uno qua, un'altra cassa qua, si prende cassa dappertutto, raga, discoteca qua, discoteca mobile, Sì, ne è nato due sotto. porca miseria, Non l'hai anche quelle originali. cane l'ostia, Le luci esterne ed interne sono tutte regolate col telecomando. figata. Ah sì, lui ha messo la barra fuori che piaceva tanto anche a me, però alla fine non l'ho mai fatto. E sotto la, come si dice, sotto la tenda qualcuno ce l'ha la barra LED lunga e lui ce l'ha che cambia colore, tutto quanto, sai. La classica, solo che sì, io avrei anche già il buco per uscire, quindi effettivamente non è che dovrei bucare, però è un lavoro che ancora non ho mai fatto e mi piacerebbe effettivamente tanto. Quelli dentro funzionano. L'ho messo per Sì, eccola, sì, ce l'ho uguale. Eccola là, sì. Le classiche le trovi su Amazon, ce l'ha anche Michele attorno a tutto il camper, vedi? Ma che bello, è bello. Anche così, devo studiare anche nel mio, ma quanto è lunga questa? Questa qua è una striga tagliata da 4 metri.
4 metri, io l'avevo presa a 5, l'ho sacrificata per farla stare nel metro, l'ho tagliata, perché a me piaceva far tutto il camper. Sì, sì, è bello. C'è chi lo fa anche nel pavimento, sta roba qua. Quando vuoi la luce un po' soffusa, anche perché comunque sì è colorata, ma te la puoi mettere anche bianca, Sì, cioè te la metti colori fissi. bianchina, un celestino, un giallino e ti fa molto ambiente, molto rilassante, diciamo, è fastidiosa. Comunque bello Bruno, complimenti, proprio veramente simpatico, bello. Guarda che ha messo anche i pozzatesta, l'ha tirato veramente a nuovo, Bello, bello, veramente, complimenti. Grazie. Che storiasse. La zanzariera un po' bohemian, no? Guarda che roba, che figata, è simpatica, no? Tipo tendine vintage, bella così, stilosa proprio, figura. Ah, ecco, già che era la parete che ti dicevo, guarda che bello, anche questo color palchè, no? Vedi? C'è qua che me lo usa. Bello, tutto col legno così è veramente bello. Il tetto in legno effettivamente uno può dire di avere l'impressione ma un meno spazio ti schiaccia, invece no, ne ho visti camper che hanno le pareti così a travi, a tavoli in legno e assolutamente no, ti sta veramente bene, sì sì. Che bello, se no ci stiamo perdendo tanti dettagli perché la macchinetta era spenta, però vedi questo schienale l'ha fatto lui, ora che simpatico, No, ma Yuri, ho così, visto dopo questa, ci ha però. fatto Yuri, la... hai visto questa? Cosa? Quello di casa. Ah, serratura del casa, porco cane qua zave. Ma io li vedo a naso, sto qua le piante di tutta roba, bisogna andare a vederlo sto camper, effettivamente, te vedi. Sì, sì, tac, e via. Non si scherza. Il discorso che facevo sul frigo in un mio vecchio video dove davo i consigli, le ventole, lo senti anche lui che ha due ventole, due belle ventoline che buttano fuori parecchio, insomma. E questo quando metti il frigo a gas è veramente una cosa importante,